Mascirea, Bergomi, Gentile ha finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'emozione non ha voce, il tempo non cancella. Estate 1982, l'Italia è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. La splendida cornice del Club d'Art a Percotto ha ospitato la serata celebrativa dei 30 anni, organizzata da Katia Gori, direttrice dell'Atelier, e di Fabris, direttore del settimanale 3000 Sport. Ospiti d'eccezione Lorenzo Buffon, portiere del Milan del Grenoli di Schiaffino, Valentino Leonarduzzi, pilastro dell'Udinese di Giacomini, quella del salto triplo dalla C alla A, Livio Forma, radiocronista Rai, e Bruno Pizzul, storico telecronista che ha prestato gentilmente la sua calda voce in alcuni passaggi del racconto di quei giorni. Così Livio Forma ricorda il suo 82. Ma io sono emozionato, anche se ho una certa età, perché i due attori che questa sera ci hanno fatto rivivere per un'ora e mezza il mondiale dell'82 hanno veramente toccato le corde degli italiani, sono stati bravissimi, abbiamo rivisto le vittorie, l'inizio triste, il finale esaltante. Io credo che questo spettacolo dovrebbe girare l'Italia e soprattutto che dovrebbe essere fatto vedere ai giovani che non hanno avuto l'opportunità di vivere quelle emozioni, perché il campionato del mondo dell'82 è stato un fatto unico. Io ero un bambino di 6 anni, però mi ricordo benissimo, ce l'ho ancora quel film e ancora oggi mi emoziono a distanza di 30 anni. Lei invece era alla Rai a Roma a raccontare per quello che succedeva in quell'82. Sì, io sono un uomo di radio, ho fatto 30 anni di tutto il calcio minuto per minuto, però ho avuto l'opportunità di andare a Roma a fare il processo dei mondiali con Aldo Biscardi. E venivo dal paesello col sacchetto della merenda, quindi ero molto emozionato, ma è stata un mese molto interessante e soprattutto da raccontare agli italiani, ma è stato così tutto un susseguirsi di emozioni, un inizio scadente e un finale trionfante, insomma l'82 è indimenticabile.